Bentrovati per il nostro Sguardi sul Veneto, siamo a Montecchio Maggiore, Villa Cordellina Lombardi, siamo con la Presidente dell'Istituto Regionale Ville Venete, Giuliana Fontanella. Un festival importantissimo per le Ville Venete, un festival importantissimo per la cultura, per la storia del Veneto, il Festival delle Ville Venete, iniziato il 16 e andrà avanti fino al 23 settembre, Presidente. È un festival, dobbiamo dire che siamo alla quinta edizione di questo Festival delle Ville Venete, che quest'anno veramente è stato ampliato in tutte le sue forme, sia come visite ma anche come tematiche affrontate. Noi in effetti siamo partiti il giorno 15 a Thiene con l'apertura di un grande evento che si è tenuto al Castello di Thiene, che era Viridaglia, con un convegno che introduceva il tema di tutta la settimana che noi siamo andati a trattare, che erano parchi, giardini e l'armonia del paesaggio. Un tema che sta molto a cuore al tessuto veneto, ma che sta particolarmente a cuore a queste nostre stupende dimore, che sono l'espressione più alta di Venezia in terraferma. Una Venezia che da marinara si trasferisce, costruisce queste stupende dimore all'inizio come degli incubatori economici, ma poi via via li fa diventare sempre più raffinati, sempre più luoghi di arte e di cultura. Noi abbiamo voluto ripercorrere attraverso una serie di tappe questo viaggio immaginario, partendo appunto dal Castello di Thiene, con un concerto tenuto da Stefano Montonari e con Flavio Albanese, che ci ha introdotto in modo stupendo in questo bellissimo festival. Siamo poi passati il lunedì per parlare in un'altra villa stupenda, a Vedelago, per parlare di statuaria, per far comprendere che anche all'interno di questi stupendi giardini ci sono queste opere meravigliose che purtroppo in tantissimi posti non hanno più la loro destinazione originaria, ma che possiamo ammirare in tantissimi nostri giardini di villa. Siamo poi passati a Villa Attimis in Friuli per parlare di catalogazione, di come possono essere anche ben individuati i nostri parchi e giardini, perché possono diventare un patrimonio anche questi da preservare e da restituire poi anche all'umanità. Quindi ci siamo trovati mercoledì a Vescovana, in uno stupendo luogo molto magico, dove si parlava anche lì delle potenzialità che hanno, delle essenze che sono piantate all'interno di questi stupendi parchi. C'è stata una visita didattica, si è parlato molto di botanica, perché le Ville Venete non sono solo agricoltura, non sono solo giardini all'italiana, giardini magari che si rifanno un po' al Medio Oriente, ma sono anche botanica, per cui anche questo meritava una grande attenzione. Poi siamo passati ieri nella località di Fumane, a Villa Torre, dove abbiamo parlato di sostenibilità all'interno del territorio, perché queste stupende dimore poi hanno anche delle esigenze per essere mantenute e per essere poi vissute dall'uomo che vive l'epoca odierna, per cui parlare e porsi anche il problema della sostenibilità è un tema fondamentale e importantissimo in questo momento. E lì di fronte a una villa che ad esempio è stata adibita a cantina, la destinazione che stanno diventando tra l'altro dei fiori all'occhiello a livello internazionale di queste nostre dimore, abbiamo parlato con il professor Pfeiffer di questo. Oggi siamo qui in Cordellina e parliamo dell'estetica del cervello e di quanto la bellezza possa influenzare su questo nostro organo, ma per portarci non in un mondo sterile, ma in un mondo dove effettivamente l'uomo ha bisogno di armonia e soprattutto di riconquistare se stesso all'interno di un paesaggio. Lo faremo con Licia Colò, che è il nostro testimone ufficiale, ma con il professor Toncio Foscari, con il professor Zecchi, con i professori di neurologia di Vicenza, il professor Volpin, il professor Bertagnoni e il professor Perini. Avremo anche altre persone che ci accompagneranno, come due ragazze che ci allieteranno alla fine con un bellissimo concerto, due giovani ragazze. Anche questo è un nuovo scopo che si pone l'Istituto, che è quello di guardare anche alle generazioni future, perché se noi facciamo amare a questi nostri ragazzi, questo nostro immenso patrimonio, noi siamo sicuri di salvaguardarlo. Per cui il lavoro che sta facendo l'Istituto non è solo quello del restauro, ma è quello della vita futura. Domani saremo a Taglio di Po e parleremo della gestione dei parchi e dei giardini, importantissimo. E domenica siamo a Villa Buzzati, concluderemo il nostro festival proprio con una visita.
credo che il grande progetto che assieme ai proprietari emerge da questo, e devo ringraziare il Presidente Passi, è quello che i cancelli si sono aperti di molte ville e la gente viaggia, cammina all'interno, immagina, sta bene, e credo che questo sia, permettetemi, una cosa bellissima, è quasi un regalare agli altri un sentimento che ognuno non dovrebbe provare solo per se stesso. Queste ville hanno una storia da raccontare. Hanno una storia, hanno un'anima, perché sono abitate da uomini, sono state abitate da uomini che attraverso le loro emozioni le hanno costruite, le hanno fatto vivere. Ognuna è diversa, perché ognuna è interprete di un uomo diverso. Noi possiamo ritrovare dei tratti comuni, però come noi costruiamo la nostra casa perché vogliamo stare bene, altrettanto queste ville sono state costruite dalla mano dell'uomo e sono continuamente preservate dalla mano dell'uomo, e allora è importante che l'uomo non le guardi come un oggetto, come un soprammobile, ma possa gustarne la interezza vivendole. Licia Colò, Villa Cordellino Lombardi, testimonial d'eccezione di questo festival. Sì, è una testimonianza che mi dà anche una grande responsabilità. Ho detto, sono onorata. Quando mi hanno contattata ho anche pensato, ma che c'entro io? Poi invece quando mi è stata spiegata l'iniziativa, ripeto, mi sono sentita onorata. In un momento di difficoltà si sente il bisogno di ridare il giusto valore alle cose che abbiamo, che purtroppo, secondo me, troppo spesso vengono dimenticate. 350 ville in Veneto che sono aperte al pubblico, un patrimonio inestimabile. Assolutamente sì, e anch'io in effetti ne conosco molto poche, quindi probabilmente perché non è stata mai fatta una campagna, è brutto dire pubblicitaria, di conoscenza, ecco, usiamo un termine diverso. E poi soprattutto anche la fruibilità di queste ville, perché certo se uno deve telefonare, prendere gli appuntamenti, che magari è anche normale perché molte persone le abitano, però è un pochino complicato. Dal mio punto di vista sarebbe meglio dedicare dei giorni specifici, magari con delle visite anche arricchite da qualcos'altro, perché piano piano bisogna fare innamorare la gente, è come una bella donna o un bell'uomo, non è che ci si innamora al primo incontro, a meno che non sia un colpo di fulmine, bisogna piano piano approcciarsi, conoscersi e successivamente, se uno è fortunato, c'è l'innamoramento. E lei si sta innamorando di queste ville? Beh, per me è quasi un colpo di fulmine, devo dire la verità. Beh, perché poi la bellezza di queste ville è anche legata al contesto, no? Oggigiorno noi siamo abituati ad avere magari delle ville faraoniche che sono all'interno di contesti non particolarmente belli. E le ville venete, quelle che ho conosciuto, poi anche quelle del Palladio soprattutto, hanno sempre una grande attenzione anche ai giardini, a tutto ciò che c'è intorno, e quindi uno si trova in questi luoghi e tira veramente un respiro di sollievo. Si dovrebbe mettere lì su una sdraio, guardarsi intorno e godersi la bellezza.
Alberto Passi, Presidente Associazione Ville Venete, collaborate quasi quotidianamente con la Regione Veneto e con l'Istituto regionale delle Ville Venete per lo sviluppo e per la promozione di questo meraviglioso patrimonio artistico e culturale che abbiamo. Direi proprio quotidianamente, e il lavoro che stiamo facendo è un lavoro nuovo, direi, perché dopo la storica delibera della Regione che vuole nelle Ville Venete un prodotto turistico-culturale, e l'apertura delle ville dei proprietari, più dell'80% delle ville venete sono in mano ai proprietari privati, l'apertura delle ville è fondamentale per generare questo turismo. Quindi mentre la Regione giustamente sviluppa un'attività di valorizzazione, il marketing e l'attività imprenditoriale devono fare i proprietari. E quindi giorno dopo giorno sviluppiamo questo dialogo nuovo a quattro mani, pubblico-privato, l'unico che ci permetterà in effetti non solo di aprire le ville, ma di avere presto anche una nuova economia di scala sul territorio veneto, generata proprio dal turismo che potrà transitare in queste dimore. Non dimentichiamo, giusto per fare un esempio, che 27 castelli della Loira generano un flusso di oltre 7 milioni di turisti l'anno, con qualcosa come 1 miliardo di fatturato in euro con l'indotto, e se andiamo a valutare il numero di presenze oggi nelle ville venete, che sono oltre 50 aperte, le più belle in assoluto, che hanno anche molto di più da mostrare di quanto non abbiano i castelli della Loira, e andiamo a misurare il fatturato che producono e il numero di presenze, siamo a numeri ridicoli in confronto. Quindi la volontà di valorizzare queste ville è centrale oggi anche per l'economia regionale. I festival come questi aiutano in ogni caso a parlare delle ville e a cercare anche di aprirle sempre di più? Certamente sì, perché oggi parlare di festival è ambizioso. Non sono sufficienti ovviamente alcune conferenze sul tema delle ville venete, è necessario che un festival sia quello che la parola promette, cioè una grande kermesse di ville aperte con una grande programmazione anche di eventi all'interno delle ville che possano essere frequentate dalla popolazione locale ma anche da un turismo internazionale. Quindi è un passo alla volta che stiamo facendo, bene, stiamo lavorando con l'Istituto, bene con la Regione, con l'assessorato al turismo, ma anche l'assessorato alla cultura e anche l'assessorato all'agricoltura, perché si sanno le eccellenze enogastronomiche del Veneto sono centrali anche nello sviluppo dell'ospitalità, del tema dell'ospitalità nelle ville, e quindi avanti così, un passo alla volta, arriveremo certamente presto ad avere quello che noi desideriamo si possa avere attraverso le ville. Grazie infinite ad Alberto Passi, Presidente Associazione Ville Venete. Noi vi lasciamo, vi ringraziamo, vi invitiamo ovviamente a visitare queste meravigliose ville, patrimonio della nostra regione e di tutta la nostra Italia in ogni caso. Quindi grazie ancora, l'appuntamento come sempre con Sguardi sul Veneto ogni martedì alle ore 15. Buona continuazione su Telechiara.